Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come ogni venerdì vi portiamo un po' con noi, vi facciamo vedere un po' cosa stiamo combinando, i vari lavori che dobbiamo fare durante i vari periodi dell'anno. Siamo negli ultimissimi giorni di maggio, intanto che stiamo registrando questo video, e siamo nel pieno di quella che è la palizzatura dei nostri vigneti, e nella nostra azienda ormai diciamo che l'80-90% della superficie la gestiamo per fare questo lavoro con la legatrice verde di cui vi abbiamo parlato nei scorsi video. Oggi come sempre ci troviamo in vigna, vi facciamo vedere come lavora la legatrice in situazioni un po' diverse, in vitigni un po' diversi tra di loro, con caratteristiche ovviamente differenti. Nello scorso video, se vi ricordate, vi abbiamo fatto vedere un po' come lavora in un vitigno particolare, era un trebbianello delle nostre zone che ha molta vigoria, molta spinta nella parte fogliare, quindi nella parete, nei germogli, e oggi vi facciamo vedere altre situazioni. In questo caso in realtà ci troviamo ancora in un trebbianello, quindi qua abbiamo molta spinta, molta vigoria, ma poi durante queste giornate cercheremo di documentare come lavora la legatrice verde, però appunto in vitigni differenti con differenti caratteristiche proprio nella parete fogliare. Quindi oggi, dopo aver preparato la legatrice, siamo partiti con il trattore e via. Adesso dobbiamo darci dentro perché siamo nel pieno della spinta delle pareti fogliari nelle nostre zone, quindi abbiamo veramente un 2 o 3 giorni davanti dove questa macchina deve lavorare molto bene e deve diciamo rendere al massimo, per cui vi documentiamo con voi, vi condividiamo con voi, ecco, questi lavori. Adesso vi faccio vedere un po' la situazione in cui si trovano adesso i filari. È arrivato il momento giusto per chiudere questi germogli, per cui ecco che vi facciamo vedere adesso come viene il lavoro. Questa è un po' la situazione all'interno del filare, vedete tanta vigoria e germogli molto disordinati. Questa invece è la situazione a filare finito, quindi lavorato, vedete lo spago e i germogli sono contenuti e quindi organizzati all'interno della parete. In questo caso la situazione fenologica delle piante è media tra le più tardive e le più precoci, infatti si può notare che siamo in piena fioritura, per cui anche fare questo lavoro in fioritura può andare bene perché comunque la macchina non va a danneggiare troppo i fiori, ma soprattutto ecco, esponiamo i fiori al sole, quindi abbiamo anche poi la possibilità di fare una buona maturazione di questa fase. Ecco, qua si nota bene come la parete fogliare sia molto fit, se vedete non si vede attraverso,
e questo fa capire la vigoria di questo vitigno, e in questo caso la macchina, secondo noi, la legatrice sta lavorando molto bene perché riesce ad aggrafare in situazioni abbastanza complesse, nonostante qualche graffetta la perda, ma ancora in modo abbastanza accettabile. Ecco, qui si può notare bene, ho parcheggiato un attimo la legatrice là, vedete qui il pezzetto di filare che dobbiamo ancora finire di lavorare, mentre da quest'altra parte abbiamo il filare che invece è stato lavorato, quindi vedete un'altra situazione. Quindi veramente con poche operazioni, ecco, riusciamo a gestire la parete fogliare in velocità, perché in questo periodo, come diciamo sempre, veramente le giornate valgono doppio, perché abbiamo un accumulo di lavori molto importanti, periodo un po' stressante, quello che va da fine maggio a fine giugno, metà luglio, poi magari un attimo la vigna si rallenta un attimo, un po' per il caldo, un po' perché sta crescendo i frutti, ma in questo caso veramente è un'esplosione di energia e noi dobbiamo starci un po' dietro, dobbiamo correre dietro al ritmo che la vite sta diciamo erogando. Inoltre in questo tipo di vigneto la meccanizzazione è fondamentale e secondo noi dà il massimo dei risultati, perché in questo caso abbiamo dei filari molto lunghi, superano i 200-250 metri, per cui in questo caso andare a meccanizzare questo tipo di lavoro ci risparmia molto tempo, perché la legatrice riesce a dare il massimo, perché ovviamente abbiamo poche manovre in fondo al filare a parità di ettari, meno manovre da fare e più superficie lineare da lavorare, per cui fatti 5, 6, 7 filari di questi veramente si porta a casa diversa superficie lavorata e la macchina in questo caso veramente rende al massimo, mentre in altre situazioni dove abbiamo dei filari corti, capezagne strette, insomma in quel caso ovviamente la meccanizzazione riesce a dare meno spinta, riesce a dare meno differenza rispetto magari a un lavoro manuale, quantunque sia sempre più veloce, ma in questo caso veramente con i filari lunghi è una grande soddisfazione poter lavorare in questo modo. Ora in questo pezzamento abbiamo finito la varietà che dovevamo fare, appunto il Tokai. Ora ci spostiamo in un altro campo dove abbiamo alcuni filari di Chardonnay che ormai sono arrivati al punto da essere chiusi, forse dovevamo chiuderli anche in questo caso un po' prima, però questo è quello che riusciamo a fare, per cui vi facciamo vedere anche in questo caso come lavora la macchina in un'altra situazione e in un altro, diciamo, in un'altra struttura di impianto. Ecco, questo è il vigneto di Chardonnay che adesso dobbiamo andare a legare, abbiamo pochi filari e vi faccio vedere anche la situazione fenologica, giusto per far vedere come differenti tipologie di uva allo stesso giorno hanno situazioni fenologiche molto diverse. Situazione, come avete visto, i tralci abbastanza vigorosi, ma non come il Trebbianello, non come il Tokai, per cui qui mi aspetto che l'aggraffaggio sia un po' più easy e quindi andremo via con una marcetta un po' più veloce. E niente, vi faccio vedere un attimo come siamo messi qui con l'uva. Come si può vedere in questo caso l'uva è più ingranata, quindi ha già fatto l'allegagione, ormai siamo già al grano di pepe, piano piano si chiuderà il grappolo e quindi qua siamo più avanti rispetto alla varietà precedente. La grande differenza rispetto all'altro vitigno comunque è che, come dicevo prima, la struttura del vigneto è un po' diversa. Qui abbiamo pali di cemento, cambia poco per la legatrice, sì, cambia poco, ma dobbiamo un po' adattarla, allargare leggermente l'apertura in modo tale che passi meglio all'interno dei pali, non si creano danni, perché in questo momento è tarata sui pali di ferro che hanno una sezione un po' più piccola, un po' più stretta, per cui dobbiamo fare una piccola modifica e poi via, pronti al lavoro. Dobbiamo allentare dado e controdado in modo tale da allungare questo perno e allargare la macchina. Ecco, anche in questo caso in Chardonnay vi facciamo vedere il filare che deve ancora essere lavorato, come vedete, mentre da questa parte abbiamo fatto il lavoro, vedete, filare un po' più ordinato, un po' più verticalizzato. Mi fermo un secondo solo per farvi vedere
una differenza ulteriore, perché dato che abbiamo i pali di cemento preferiamo usare uno spago un po' più robusto. Questo è del 500 rispetto a quello bianco che è del 750 che usiamo dove abbiamo i pali di ferro. Questo perché? Perché ovviamente vicino al palo di cemento potrebbe esserci un po' di erosione dello spago, per cui secondo noi se usiamo uno spago un po' più robusto, un po' più forte, riusciamo a evitare di dover, diciamo, andare a sopperire eventuali erosioni. Quindi se si rompe lo spago dobbiamo correre a sistemare, a fare, per rendere sempre la parete molto verticale, per cui diciamo dove abbiamo i pali di cemento preferiamo usare questo spago un po' più robusto. Bene, allora abbiamo finito anche questo piccolo pezzamento di Chardonnay. Magari se volete scriverci nei commenti come vi sembra che venga fuori il lavoro. Ovviamente farlo a mano ha un costo maggiore, una qualità magari migliore, perché ovviamente un germoglio va un po' più dentro, magari si fanno 2 passaggi, quindi sicuramente un lavoro fatto più di precisione, ecco. Però secondo noi questo è un ottimo compromesso, perché ci consente comunque di palizzare il 90-95% dei germogli, e il resto, insomma, se anche li andremo a cimare, pazienza. L'importante è, ecco, che abbiamo comunque delle pareti fogliari ben gestite e che poi in potatura questo lo assicuriamo, nel senso che ormai la utilizziamo questo genere di lavorazioni già da 6 stagioni, abbiamo detto, e le potature le facciamo noi. Troviamo sempre capi e frutti e speroni corretti, per cui non abbiamo problemi da questo lato. Quindi ora, finito questo appezzamento, è ora di andare in un'altra zona, in un altro vigneto. In questo caso, nel nuovo vigneto, abbiamo del Trebbiano da andare a fare la palizzatura, per cui seguiteci e proseguiamo con i nostri lavori. Ecco, questo è l'ultimo pezzamento che dobbiamo passare, appunto il Trebbiano, come dicevamo, buona vigoria anche in questo caso, per cui adesso continuiamo con la palizzatura e per oggi è l'ultimo pezzamento che passiamo. Poi domani mattina e nei prossimi giorni riprenderemo questo lavoro, che abbiamo 3-4 giorni belli intensi da passare con la legatrice verde.
Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video. Abbiamo cercato di condividere con voi un po' il lavoro di questa legatrice in varie situazioni, in vari vitigni. Come dicevamo prima, andremo avanti con le altre varietà o con varietà uguali a queste, ma magari in appezzamenti un po' diversi, dove hanno maturazioni un po' diverse, perché appunto in questo momento noi dobbiamo andare un po' a rincorrere la vegetazione e in base a quel vigneto che è più pronto andremo a fare questo lavoro di palizzatura e man mano poi accresceranno gli altri germogli negli altri vigneti. Quindi vi ringraziamo come sempre di essere stati con noi, iscrivetevi al nostro canale, commentate sotto i nostri video e ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata.